favorite in tutti i modi dall'Unione Europea, con politiche di quelle che chiamano piattaforme produttive, quelle del petrolio. Io vorrei ritornare invece sul concetto di federalismo e in particolare sui problemi che sono legati in realtà in Sardegna allo statuto, perché con la riforma del titolo quinto, senza un aggiornamento dello statuto, la Sardegna in realtà, pur essendo riconosciuta la sua specialità, che ormai nessuno di noi sa più cos'è, nel senso che poi in realtà ci sono regioni che hanno aggiornato il loro statuto e che hanno più poteri di fatto. Vorrei a questo riguardo una riflessione verso osservazioni da Gesù Noculetta, che in altre stagioni politiche era anche presente in Consiglio regionale. Fatta l'autocritica, poi che cerca abbastanza poco, il titolo quinto è stato modificato 10 anni fa. 10 anni fa quindi la Sardegna, il Consiglio regionale della Sardegna, ha avuto il potere di poter modificare il proprio statuto. Sono passati 10 anni, non sono stati modificati nei titoli, negli articoli, nella struttura, neppure aggiornamenti, cioè neppure... Addirittura, se non sbaglio, di fatto ci sono alcuni articoli che non dovrebbero essere più validi, però non sono stati cassati esplicitamente in una pubblicazione che hanno mandato alle scuole, alla regione, e la dice lunga questo, cioè, le scuole solitamente sono quelle più didattiche. In alcuni articoli c'è scritto, non è riportato l'articolo, c'è scritto, dovrebbe essere superato dalla riforma di tutto. Ma io volevo fare un ragionamento più elementare, se possibile. Se 10 anni fa potevamo modificare lo statuto, in questi 10 anni abbiamo modificato lo statuto, si verificano due questioni. Primo, io cittadino di questa Sardegna devo constatare che i miei rappresentanti non hanno avuto né la forza, né l'intelligenza, né la determinazione, chiamiamolo come vogliamo, per fare un'operazione che immediatamente andava fatta non per concorrere con le altre regioni, a me questo interessa poco, ma per andare a formare uno statuto adeguato ai tempi. Punto. Io cittadino quindi mi sento da questo punto di vista depauperato democraticamente, nel senso che io ho mandato la gente, ho delegato, ho fatto. Non si è raggiunto questo obiettivo. Questo è il punto sul quale io mi voglio fermare un attimino, e cioè si può seriamente pensare che facciamo una modifica statutaria che possa avere le condizioni che diceva Gianmaria Osanna, con eventuali momenti di tensione verso la Corte Costituzionale, verso il Governo, verso il Parlamento, se non c'è un consenso vasto di popolo. Questa è la questione politica che va messa. Se non c'è consenso di popolo, si può andare anche al tantramo e si può mantenere aperta la vertenza fino all'infinito. Nel senso che abbiamo detto nel 48 che lo statuto non era adeguato, nel 77 abbiamo costituito la prima commissione speciale del Consiglio regionale, per 20 anni si è rinnovato, non abbiamo approvato niente, abbiamo di fatto indebolito l'impianto statutario, non esercitato pienamente i poteri previsti, posso fare un elenco molto lungo di questo, e siamo in questa condizione. Cioè la gente, quella che chiamiamo gente, cioè noi, voi, riusciamo oggi ancora a credere a chi? Sto ponendo una questione politica importante, che vuol dire chi sono i soggetti della politica che possono e devono avere titolo a elaborare, avanzare proposte e di conseguenza comportarsi. I soggetti sono i partiti, la politica. Quando io pongo questa questione la sto ponendo nel senso duplice. Primo, i partiti devono essere sul serio rappresentanza di un consenso mai definitivo e quindi devono essere gli organizzatori culturali, di politica, di trasmissioni di saperi e così via, non perché devono essere tutto, non è questa la questione. Ma se sono il contrario del tutto, c'è un problema che attiene alla democrazia.
La seconda questione, i partiti nel senso della sovranità. Io l'ho avuto subito sapendo che è molto difficile perché non trovare consenso, no? Sto candidando a dire, grosso modo la pensa in questa maniera, ma insomma, se noi rivendichiamo sovranità e affermiamo sovranità, dobbiamo avere pure i sovrani che gestiscono questa sovranità. Allora, occorre che ci siano partiti di Sardegna che si assumano il ruolo del sovrano e quindi che rispondano alla logica di questo popolo, agli interessi di questo popolo, a elaborare riforme giuridico-sostanziali e formali nell'interesse di questo popolo. La difficoltà ad avere il consenso generale è una contraddizione che poi alla fine si manifesta. Parliamo di sovranità, però poi a decidere in alcune situazioni per molte cose o per poche cose è un partito che sta a Roma. Allora iniziamo a dire che opera meritoria sarebbe che nei singoli partiti, diciamo, derivanti da Roma, ci fosse una battaglia politica su questa questione, cioè fare dei soggetti di politica di Sardegna, punto, che sovranamente si rapportano con partiti altri che stanno dall'altra parte del terreno, sovranamente però, poi le forme si possono trovare. Se a lungo lo chiama, perché sono molto... L'orizzonte. Io a dire la verità conosco tutte le implicanze che derivano dall'applicazione della Costituzione italiana vigente, come il titolo quinto ovviamente. Conosco tutte le implicazioni e le differenziazioni che ci sono verso le altre regioni e le altre regioni. Io però non ho questo orizzonte. Io ho l'orizzonte europeo, perché faccio di necessità virtù se non ne fossi convinto. Se l'85% delle decisioni che ci riguardano sono assunte a Bruxelles e a Strasburgo, io devo avere per forza una referenza europea quando parlo di sovranità. Cioè io voglio dire che vorrei essere parte della costruzione di un popolo europeo che in quanto popolo sovrano oggi non c'è. Perché gli Stati si oppongono al fatto che l'Unione Europea diventi unione di Stati e di nazioni federate e quindi si nuovamente ricomponga un mosaico diverso e così via dicendo, in piena democrazia con una visione che è quella sempre più necessaria. Io appena ho visto che i movimenti in Tunis, in Algeria, peggio ancora in Egitto, insomma, l'Europa del grano di complicato, no? Un giorno dovremo fare. Mettiamo che stasera stiamo iniziando un ciclo di dibattiti, un giorno dove decidiamo e parliamo di agricoltura, dell'agricoltura della Sardegna in Europa e nel mondo, perché poi insomma il WTO è inutile che ci incide, ci condiziona, quello è. Ma insomma l'Europa che ha un patto, un trattato che consente agli stati del Nord Africa, tutti, nel Mediterraneo, di entrare nel nostro mercato a zero di dazi o di tasse. È come se fosse successo in Europa. A fronte di una stagione di emergenza complessiva che era democratica prima e democratica adesso, lì si è diventata una tragedia se dovessero vincere gli islamisti. A fronte di questo l'Europa non riesce a balbettare una cosa unitariamente, cioè si sta sconvolgendo l'assetto complessivo di casa nostra. Io voglio che ci sia un'Europa in cui io ho da dire la mia l'Europa nei miei interessi, perché noi siamo più vicini a Tunis di quanto non siamo vicini a Sassari stasera, anche domani mattina, ieri sera. Qualcosa da pur riguardare. Allora, quando parliamo di potere, di sovranità, parliamo di statuto, dovremmo pure iniziare a declinare, a dispetto della Costituzione italiana che non lo prevede, che per esempio i rapporti con gli stati del Mediterraneo
La regione autonoma della Sardegna, così come è definibile oggi costituzionalmente, può avere rapporti diretti perché è tutela dei propri interessi e non può essere soltanto che si dica la Sardegna deve essere ponte nel Mediterraneo verso i paesi del Nord Africa. Uno può essere ponte, come dire, un pilastro fermo e ci passano sopra. Altra cosa è se invece la Sardegna è soggetto attivo in tutto questo contesto e fa per esempio ai paesi del Mediterraneo, cosa che non abbiamo fatto, dovevamo farla, esiste questa proposta da lunghi anni, una politica dell'acqua la vogliamo fare per noi e per loro, posto che arriveranno, nonostante la pioggia di questi due ultimi anni, arriveranno in momenti di siccità drammatica, una proposta sull'uso dell'acqua, della tecnologia dell'acqua per noi e per loro. Possiamo fare una ricerca scientifica grande, profonda, di grandi investimenti, raggiungere tecnologia per avere, per esempio, sane e robuste colture da asciutto, perché non irrigheremo poi per 20 anni, per 30 anni, ma mica possiamo iniziare quando ci è arrivato il deserto addosso a fare la ricerca. Allora cosa possiamo fare? Di potere, di diritto, ma anche di proposte di governo.